Siamo nel centro storico di Treviso per una bella mostra, un evento organizzato dalla Dan Venice Art Gallery, un'antologica di Nicola Furlan dal titolo Luci e colori filtrati. Una mostra molto interessante che segue un'altra antologica del maestro veneziano tenutasi in precedenza al Centro Culturale Candiani di Mestre. E ad aggiungere ulteriore interesse a questo evento c'è la location, ovvero la Casa dei Carraresi, edificio storico nel centro di Treviso, proprio nel cuore di Treviso, un edificio medievale, le cui prime strutture risalgono al 1200-1300, con poi tutta una serie di interventi, di ampliamenti e di modifiche che si sono susseguite nel corso dei secoli. Oggi questo edificio è di proprietà di Cassamarca. Dopo un importante intervento di restauro tenutosi verso la fine degli anni '80, è stato destinato a location per congressi ed eventi espositivi. Ha ospitato nel corso dei decenni molte mostre importanti, ad esempio anche una molto bella su Canaletto, e in questo solco si va a posizionare anche la mostra di questo artista veneziano, appunto Nicola Furlan. Mostra promossa e organizzata da Dan Venice Art Gallery, che con questo evento mostra la sua vicinanza non solo al territorio della provincia di Venezia, ma di tutto il Veneto, in questo caso Treviso, con cui avvia una collaborazione, apre un nuovo capitolo e la possibilità di vedere prossimamente, già si parla di una collettiva che verrà organizzata il prossimo anno, vedere comunque altri eventi di interesse sempre in questa prestigiosa location Casa dei Carraresi nel centro di Treviso. Buonasera a tutti, felici di avervi con noi. Grazie per la vostra bellissima presenza, che è molto apprezzata e valorosa, qui nel centro di Treviso, in questo storico palazzo medievale. Questo bellissimo centro culturale che promuove artisti, mostre e la cultura a 360 gradi. Ringraziamo per ospitalità Casa dei Carraresi, che questi bellissimi muri museali oggi permettono di inaugurare l'antologica mostra del maestro Nicola Furlan. Un altro pilastro nella sua carriera artistica, qui nel cuore di Treviso, dopo una lunga vita d'arte vissuta con emozioni, sentimenti e passione, ci lascia una storia, una traccia bellissima anche qui, in questa bellissima, fantastica città di Treviso che ama l'arte e sa ad apprezzarla. Grazie a tutti i trevigiani e alle persone presenti oggi che amano l'arte e lo condividono oggi con noi. Grazie a tutte le persone che ci seguono, Nicola Furlan da sempre, e veramente l'arte non ha mai fine, non ha confini, e la Dan Venice Art Gallery oggi promuove in esclusiva l'arte e il talento del grande maestro Nicola Furlan con grande affetto, che in esclusiva è permanente sempre con noi, da qui verso l'estero. Però comunque è da dire che Nicola si è creato un marchio riconoscibile a livello internazionale, già seguito in varie collezioni, ma è importante da dire che è unico nel suo genere. Un applauso al nostro artista e maestro. Da tutto il nome dello staff della Dan Venice Art Gallery siamo veramente molto onorati di avere questi artisti con la loro arte che esprimono e condividono con tutti quelli che amano e vivono d'arte. Passo la parola al nostro critico Lorenzo Renzulli. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere vedervi così numerosi. Come introduceva Elena, questa bella mostra antologica di Nicola Furlan è ospitata dalla Casa dei Carraresi qui a Treviso, un edificio storico molto importante, edificio di origine medievale, di fondazione diciamo medievale, con le prime strutture che risalgono al 1200,
e come spesso capita in edifici così importanti si sono poi susseguiti nel corso dei secoli vari interventi, ampliamenti, eccetera, e questo è anche ben documentato non solo nelle strutture murarie, ma in alcuni affreschi che forse avrete anche modo di vedere quando uscirete dalla mostra. Ed è molto interessante perché in alcuni di questi affreschi si possono apprezzare diversi strati, quindi un palinsesto che si è andato a creare nel corso degli anni e dei secoli, e che è un po' una piccola biblioteca che testimonia l'evoluzione del gusto della decorazione muraria, quantomeno nelle case private, ovviamente di un certo livello, qui nel Trevigiano. E oltre a questo ovviamente sono molti i punti di interesse che riguardano questa bella location che ospita questa mostra e che va quindi a continuare un percorso di promozione dell'arte di Nicola Furlan, che si avvale anche di luoghi particolarmente prestigiosi qui a Treviso, a Casa dei Carraresi, ma di recente nel cuore di Mestre, il Centro Culturale Candiano. Luoghi importanti che riescono a dare spazio e a valorizzare opere che sono numerose e che sono in alcuni casi anche di grandi dimensioni. Quindi una dimensione museale, qualcosa che va oltre la galleria d'arte, che ha comunque ovviamente i suoi punti di forza, ma anche i suoi limiti. Quando un artista arriva a certi livelli e vuole comunicare in un certo modo, necessita anche di questo tipo di spazi, e quindi siamo molto felici anche di inaugurare con oggi una collaborazione tra la Dan Venice Art Gallery e la Casa dei Carraresi, che vedrà nei prossimi mesi, il prossimo anno in particolare, altri eventi targati DEM che saranno presentati qui in questa bella location. Cosa dire delle opere di Nicola Furlan? Possiamo vederle, basta che ci guardiamo un po' attorno e capire come siano opere estremamente originali, estremamente emozionanti, frutto di un processo di sintesi molto particolare. Uno non si sveglia una mattina e realizza un quadro di questo tipo. Ci sono anni di ricerca, di studio, di sperimentazione, che peraltro negli ultimi tempi è continuata e ha dato vita, ad esempio, a nuove tipologie di opera, come questa opera, diciamo, questa scultura, questa opera tridimensionale che abbiamo qui, e ne abbiamo altre nelle altre sale. Quindi una sperimentazione per il Furlan che continua, come è normale che sia quando abbiamo davanti un vero artista, quindi una persona curiosa, sensibile e che ha voglia di esprimersi e di sperimentare sempre nuovi modi per riuscirci efficacemente. Le opere di Furlan sono dei ricordi, dei frammenti di memoria, dei momenti della sua vita. Una vita lunga, una vita intensa, una vita influenzata ovviamente dai suoi interessi, quindi la sua passione anche molto precoce per l'arte. Fin da bambino frequentava musei a Venezia, fin da bambino chiedeva alla madre, agli zii eccetera, di dargli carta e matite, di dargli la tela per dipingere, perché già da piccolo riteneva che la tela fosse lo strumento giusto con cui gli artisti, i pittori dovevano esprimersi. Dicevamo, frammenti di memoria, ricordi. Ogni opera, nonostante chi le guarda in modo superficiale magari non lo capisca subito, però ogni opera racconta un episodio preciso, particolare. Se avrete la curiosità, magari dopo aver letto qualche titolo, di saperne di più su uno specifico quadro, chiedete ovviamente all'artista, visto che abbiamo la fortuna di averlo qui, di raccontarvi quella storia, perché ogni quadro ha la sua storia. E tutte queste storie, questi ricordi, queste luci, questi colori, queste forme sono velate da questo lino, da questo velo di maglia, da questo diaframma che in qualche modo offusca, filtra questo ricordo. E questo ovviamente apre a tutte delle possibili riflessioni sulla natura delle cose, sulla natura della realtà
e ovviamente dei nostri ricordi, in questo caso di quelli dell'artista. Artista al quale lascio ora la parola perché giustamente è il suo momento, è il suo evento e potrà meglio di chiunque altro raccontarci le sue emozioni e cosa vuole comunicare con queste opere e con questa bella mostra. Grazie a tutti. Sono felice di esporre qui a Treviso questo magnifico palazzo. E qui a Treviso non mi sento un estraneo, perché la madre di mio padre era trevigiana e da ragazzo venivo sempre qui, quindi sono di casa. Per parlare della mia pittura non è facile dopo tutti questi commenti positivi, però voglio illustrare un fatto curioso, così, tanto per cambiare. Ho iniziato questa tecnica nel 1986, nel 92 l'ho perfezionata, però in questo periodo, con questo tessuto, dicevo anche conoscenti e anche a qualche critico, che il mio intento era quello anche di proteggere il quadro dalle intemperie, dall'inquinamento, però più di qualcuno sorrideva, anche critico sorrideva. Dopo 35 anni circa ho visto che non avevo torto. Perché oggi come oggi, con la pandemia che c'è, cosa facciamo? Usiamo il stesso tessuto mio per ripararci. Quindi il mio pensiero era giusto. Approfitto per salutare da Dan, tutto i complimenti, e tutto il pubblico che è qui presente, che è venuto a salutare. A te. Allora, buonasera e benvenuti. Io vi do un caloroso appunto benvenuto da parte dei partner dell'Associazione Veneziana Albergatori, dei Beni Culturali, del Consolato del Paraguay, che sono lieti e orgogliosi di accompagnare in questa nuova avventura il pittore Nicola Furlan. Noi abbiamo già inaugurato a giugno una mostra al Centro Culturale Candiani, dando avvio a una nuova collaborazione che adesso si corona in un'altra città, in un luogo prestigioso e storico come Casa dei Carraresi. È soltanto il segnale di un ricco progetto espositivo che vedrà la Dan Venice Art Gallery protagonista anche l'anno successivo. Per cui io vi ringrazio di essere qui oggi presenti, vi invito a seguirci e grazie anche a soprattutto a Nicola Furlan. Ognuno di voi e ogni artista è un'opera d'arte. Aggiungo a questo che la vostra anima, che esprime l'amore, la passione per la vita e per l'arte, ha corniciato ancora più, dando vita a questa bellissima mostra personale di Nicola Furlan. Grazie mille! Grazie! Seguiteci, state sempre con noi e alla prossima! Grazie mille! Grazie al pubblico da casa che ci segue, sono sempre fedeli alla Dan Venice Art Gallery.
you.